È successo tutto all'improvviso. Un residente di via Cardinale Bessarione, zona Ponte Quattro Martiri a Padova, proprio sotto all'argine dello scaricatore, in una zona molto abitata, era in garage per un lavoro, è salito in casa per pochi minuti ed è tornato giù. La sorpresa è stata terribile. Il pavimento del suo posto auto era collassato e la Lancia Musa, parcheggiata lì, quasi completamente immersa nell'acqua. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e l'evacuazione delle 12 famiglie residenti, compresa un'anziana con problemi di salute, presa in carico dal SU M118. La situazione è che stiamo aspettando delle verifiche e basta, ecco quello discorso. Ma vi fanno entrare o no? No, per adesso no. Neanche per recuperare qualcosa? Sì, Quindi in giornata dovrebbero venire i pompieri e vi accompagnano dentro? penso quello che stiamo aspettando il messaggio dall'amministratore. È arrabbiato, preoccupato? No, per niente, roba che può succedere. Non so, ieri sera sono andato via perché sono andato a dormire da mio figlio al Bignasero e praticamente sono venuto stamattina per avere notizie, ma intanto non si può entrare e niente. Ma nessun segnale c'era stato? Praticamente quel signore lì, il proprietario, è sceso giù così per una necessità e si è trovato la macchina sott'acqua, nel buco, che probabilmente è stato fatto dall'acqua, ma chi lo sa. Siete un po' preoccupati? Sì, più che altro è che ieri ci hanno fatto l'inchiesta, avete avuto segni in casa, crepe, cose, mai avuto niente, le porte si chiudono, grattano, eccetera. No, noi abbiamo risposto praticamente no, nessun segno. Vorrebbe entrare per prendere qualcosa? Eh sì, avere le medicine, una medicina della moglie, no, vanno in farmacia, mi conoscono, ce la danno. Per il resto, no, il resto niente, non mi farò la barba quindi. Oppure da mio figlio gli fregherò il rasoio. Per il momento, richiedendo l'autorizzazione ai vigili del fuoco, i residenti potranno rientrare scortati dai pompieri per recuperare medicine ed effetti personali. Preoccupati anche i residenti delle altre abitazioni circostanti. Mio figlio abita qua davanti, insomma, un po' di preoccupazione ce l'hai, insomma. Non c'era mai stato nessun segnale. Ma io sono 40 anni che abito dietro, 2 condomini dietro. Mai successo niente, delle robe strane in questa maniera qua, insomma. Speriamo sia bloccato a sto garage solamente. Sì, che non sia una cosa che poi si estende ad altri condomini. Sono tantissimo preoccupato. Papà, io abito a fianco, ha detto. Sono tantissimo preoccupato. Tutti i residenti, insomma, hanno dovuto cercare ospitalità da amici e parenti perché non si sa quando potranno rientrare. Prima saranno necessari sopralluoghi e perizie da parte dei tecnici che dovranno escludere il pericolo di altri crolli.